Un'autonomia che fa rima con agonia. È la madre di tutte le riforme, ma il suo percorso è tra i più accidentati mai visti e tarda ad arrivare da troppo tempo. Tanto tempo che forse nessuno se lo ricorda bene. Così da oggi le emittenti del network Media Nord-Est diventano protagoniste di quella pressione che il territorio del Veneto giustamente interpreta con le proprie pretese di efficientamento nella macchina amministrativa. Uno speciale orologio dei giorni passati compare da oggi sugli schermi di Antenna 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est per tenere costantemente aggiornati i propri telespettatori sui passi perduti sinora per i tanti contrasti interni al governo, quel governo che nel proprio contratto aveva promesso l'autonomia per il Veneto. Parte un vero e proprio data lapse che ad oggi riporta come dal 22 ottobre 2017 siano passati 635 tramonti senza albe di novità. 635 giorni conditi di promesse, speranze, liti romane e attacchi. Rischiamo di assuefarci a slittamenti furbeschi, ritardi pietosi e indecisioni sconfortanti. È la politica del rinvio con cui si ritiene di nascondere i grandi problemi, spiega il direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli, per cui un counter è utilissimo a ricordarci quanto tempo è passato dal referendum e quanto rischia l'intero paese per colpa delle clientele dei potentati e dei grandi burocrati dello Stato centrale, i veri nemici dell'autonomia. Un counter che ogni giorno aggiungerà un numero a quello già enorme che separa il quotidiano dal 22 ottobre 2017, una scritta fissa sull'emittente del network per non dimenticare mai l'iter instradato senza che a Roma ci sia mai stata una reale risposta agli oltre 2.328.000 veneti votanti in questa regione.